Buongiorno ragazze, allora questo video vorrei essere velocissima perché ci sono un sacco di cose per farvi vedere cosa ho acquistato da arcadoro.pl. Ok, ho speso un po' di soldini, però va bene, vale la pena. Cominciamo subito. Cominciamo da queste. Allora, ho voluto prendere il sacchetto grande di 11,0. Vediamo se così si vede meglio. Ok, quello da 2,50. Questo è il codice. Permanent finish galvanized aluminium, 250 grammi. Sono state indicate così. Sacchetto, ancora nel sacchetto, poi tutti insieme in un altro sacchetto, cioè non si potevano perdere. Queste sono quelle galvanized starlight, sempre 250 grammi dalla Tor. È bellissimo averle in mano, mamma mia. Dopo ho preso le 15,0 da 50 grammi, le ho prese solo oro perché argento non le ho trovate. E questo mi è dispiaciuto, però vabbè, non c'erano neanche nei sacchetti piccoli. Se volevo prendere tipo qualche sacchettino in più, niente, non ce n'era proprio. E vabbè, niente, prossimo ordine, vediamo di... è la scusa per fare un altro ordine, insomma. Ok, cominciamo subito. Ho preso le Crescent, vi faccio vedere molto velocemente questo colore che è bellissimo. Questo è il codice e il colore. Poi ho preso queste, ok, questo sull'oro. Poi ho preso questo rosso che non l'ho mai visto in giro, allora ho detto ma sì, proviamo, potrebbe essere carino. Okay, proprio rosso, poi ho preso questo dov'è? Metallic Sweat Green, bello. E queste ho anche le Super Duo, lo stesso colore, bellissime. Poi ho preso queste Chalk Lavaret, sono bellissime, questi colori sono proprio belli. Poi ho preso questo qui, Metallic Copper Pink. Aspettate se mette a fuoco, eccolo qua. Anche questo è carino, è più invernale, no? Poi ho preso questo, che di queste ho anche le Super Duo, le Bronze Picasso. Anche questo è invernale, diciamo. Ok, e le Crescent sono a posto. Dopo ho preso proprio così per provare un po' di tutto le Triangle. Allora ho preso solo due colori giusto per provare questo, che carino, con qualche riflesso oro, molto bello. Poi ho preso queste qua, le Picasso, Cobalt Picasso, che sono sul blu, molto belle, mi piacciono. E queste. Poi ho preso solo un sacchettino di quadrettile, giusto perché non lo so, ho in mente un bracciale. Vediamo se riesco. Ultimamente sono un po' a corto di idee, non ho tanta voglia, sarà il caldo, poi i turni di lavoro, sono un po' così, però vediamo. E ho preso questo colore qua che comunque bene o male lo piazzi dappertutto, no? Poi ho preso tre colori di lenti. Allora, queste che per errore ne ho presi due, però vabbè, li usiamo, no? Luster Marble Green, bello, diciamo che è un errore che ci può stare. Poi ho preso Opaque Turquoise Picasso, sono queste molto carine.
Sì, anche qui per errore ho preso 2 sacchettini di matte metallic gold rod, che vabbè, queste comunque bene o male le usi, cioè un colore che riesci a mettere ovunque. Poi cosa ho preso? 2 colori di preziosa chili, l'Aster Alabaster Picasso, molto bello questo. Vediamo se viene fuori qualche progettino carino. E poi questo qui, l'Aster Metallic Amethyst, anche questo molto carino. Ok, poi 2 colori, ho voluto provare queste che non l'ho mai, Forget Me Not Copper, non l'ho mai prese, questa è la mia prima volta, voglio vedere cosa ne viene fuori. Questo colore e quest'altro colore yellow gold. Comunque quelli di prova ho preso tutti i colori insomma classici, in modo da scusate, in modo da poterli abbinare ovunque. Poi ho preso 2 colori di preziosa pipe, Alabaster Purple Terracotta, che è questo, molto bello, e poi questo qua terracotta, che è questo molto bello. E poi ho preso queste, le Peach Beads Copper Alabaster, questo è un bellissimo colore, mi piace, molto bello. E poi ho preso anche questo in particolare, blu turquoise azzurro, che è questo metà azzurro metà blu, che sembra un po' gettabino, molto bello. Poi che vi faccio vedere questi, vi faccio vedere prima le quantità minori e dopo andiamo per le quantità maggiori. Allora, ho preso queste, queste qua hanno 2 fori, vedete, 2 fila, insomma, bello questo colore, mi piace tantissimo. E poi ho preso queste qua di questo colore verde, molto bello. Poi che vi faccio vedere queste, ho preso le quadrettine, e siccome tempo fa feci un'incastonatura di un Rivoli con le quadrettine, così come prova, e non mi dispiaceva, per cui adesso l'ho riprese solo 3 colori e voglio riprovare, che se mi riesce bene magari ci scappa anche un tutorial, perché comunque facendo l'incastonatura con questa perlina con i 4 fori, cioè hai possibilità di intrecciare, di fare lavorazioni più vasta, no? Lavorazioni più vaste, perché avendo 4 fori infili ovunque, cioè ti inventi delle cose, ci provi, insomma. Ok, per cui ho preso le Chuck Lava Red, bello, questo colore è proprio bello. Poi queste qui che sono le Metallic Suede Blue, ok, qua ce n'è già una che dobbiamo salutare, ciao ciao, bene. Poi dai, qua matte metallic copper, classico ma sempre funzionale. È questo. Dopo vi faccio vedere queste, le Silky Beads. Ho preso Emerald Travertine,
che è questo colore. Non amo le perline trasparenti, però queste non so, mi era piaciuta, cioè, non è proprio trasparente trasparente, sì lo è, però riesce a riempire il colore, non so, non riesce a riempire, non so come spiegare, cioè, è pieno come colore, anche se la finitura è trasparente, no? Mi era piaciuta. Poi queste qui sono bellissime, Opaque Cornflower Travertine, particolare, molto carino, bello avanti e dietro, bello. E poi questa qua Metallic Lilac, questo qua è proprio carino, molto classico, molto elegante, non so, bello bello. Poi cosa vi faccio vedere? Queste le candy, che sono questi cabochon con 2 fori da 8. Allora ho preso questo, che ora questo non può mancare. Poi ho preso Rust Metallic Amethyst, bello. E poi Green Luster Picasso, che è molto bello. 2, 4, 6, 8, 10 pezzi sono dentro, no, sarà preziosa. Poi cosa vi faccio vedere? Queste sono SO, un po' di colori, 7 colori. Allora, questo pastellino, poi pastel rose, proprio rosa rosa confetto, poi satin metallic copper, poi questo qua satin metallic gold. Queste qua ho preso anche le perle da 4. Poi ho preso questa qua pastel green, che è molto molto chiaro, e poi pastel bronze, qua è bellissimo, sembrano cioccolatini. Poi faccio vedere queste. Ho preso le Demi Round. Le Demi Round ho preso, ce ne sono, ok, ho preso per trovarle 3 colori di 11.0 e 3 colori di 8.0. Demi Round Metallic Nebula, che le Demi Round ormai sappiamo già tutte cosa sono, e la Rocale 11.0, la metà della Rocale 11.0, cioè il foro ha la stessa misura ma come spessore è la metà, per cui ho preso Metallic Nebula, che è questa. Poi ho preso questo qua, vabbè, classico bronze, e poi ho preso questo Metallic Amethyst. Poi 8.0 ho preso Metallic Moss, le Metallic Dragonfly, vediamo se così si vede meglio, eccolo qua. E poi Gold Luster Amethyst, questo mi piace. Ok, poi che vi faccio vedere? Le perle, anzi no, le Cheops. Veloce che siamo già a 14 minuti. California Pink,
metà gold, metà tipo rosa. Vediamo se così si vede meglio. Bellissime queste, per errore ne ho presi due, ma è un bel colore. Poi questo colore è un po' strano, però boh, mi piaceva. Poi dark brown bronze, dark bronze, che comunque la differenza si nota. Ok, poi ho preso queste gold metallic iris, belle. Ho preso queste red iris, la metallic green, comunque conosciamo tutte, molto bello. Poi ho preso questo qua molto estivo, pastel coral, che non è così rosso come lo vedete dalla videocamera, dal video un po' più arancio, proprio coral, ok. E poi pastel emerald, che sono, che bello, scusate la moto, ecco qua, è questo. Poi perle da 4, perle da 4, ero un po' a corto di perle da 4 di colori, diciamo, diversi dal solito, no? Bianco, nero, eccetera eccetera. Allora mi sono rifornita Luster Metallic Amethyst, ok, 100 pezzi nel sacchettino, per errore ne ho presi due e li useremo. Poi questo Gold Shine Yellow Sun, poi Gold Shine Orange, poi ho preso Metallic Green, poi ho preso queste Metallic Lilac, Gold Shine, cosa sto dicendo? Gold Shine Brownish Red. Io in inglese siamo proprio amici. Ecco, dopo questo, che sembrano uguali ma non lo sono. Sono diversi. Ok, ultimo colore, Gold Shine Dark Olive Green, che è molto bello, veloce, super duo, tantissimi colori ho preso. Allora, questo che è bellissimo, acquatino, molto bello. Poi ho preso Metallic Light Peach, poi ho preso questo Metallic Sweater Green, che è un verde scurissimo, molto bello. Poi ho preso giallo, Luster Lemon, che non l'avevo mai preso, ma sì, visto che ci sono. Poi ho preso queste Last Opaca, guardate che bello. Poi ho preso queste qui Opaque Grey, che me le aveva già regalate
Mirarte, però le avevo già ordinate e mi sono piaciute molto, proprio fatto bene a ordinarle. Poi questo qua è un colore nuovo, Nebula Matte, bello. Poi questo Dark Green, bellissimo. Poi questa qua che no, orchidacqua polichrome, cioè questa è bellissima, metti a fuoco perché cioè è veramente bello, non rende molto tra videocamere, è un po' grigio, un po' rosa, un po' non so come, perché più le avvicino più sembrano viola. Poi metallic pink, opaque red nebula, belle queste qua, sono proprio belle. Poi metallic blue, poi jet nebula, sono molto scure. Queste qua come le perle che vi avevo detto prima, perla da 4. Questo qui che è bellissimo, che Mirella mi aveva mandato, e anche qui ho fatto benissimo a prenderle, troppo belle queste. E poi ultimo colore, light purple nebula matte, belle. Poi vi faccio vedere, siamo alla fine, le Diamond Duo. Allora, ho preso questi due colori, dark bronze e pink hair teal. Poi faccio vedere 2 a 2 così ci muoviamo, perché sennò è troppo lungo e noioso. Shark Lumi Green e Mykonos Blu. Questo blu è bellissimo, è opaque, troppo bello, anche questo è bello. Poi queste due, ma penso sempre che sia un errore, diciamo che quando ho fatto l'ordine dormivo, no. Però vabbè, le usiamo. Poi ho preso queste Coral B, troppo belle. Queste qui turquoise bronze, belle. Poi il classico bianco ARP, bellissime, così tanta luce che non si vede benissimo, però è bianco, bello. Poi ho preso Jet AB e poi Pastel Petrol, anche queste molto belle. Ok, con le perline abbiamo finito, vi faccio vedere, anzi no, che abbiamo finito, aspettate un attimo che mi dimentico dove sono qua. Ho preso e mi sono perso un pezzo, aspettate, dai, oh mamma,
vabbè. Allora, Arcos Opaque Turquoise Green, già nelle fialette, e ho preso anche le minus. I colori non erano tutti accoppiati, per cui ho preso anche scoppiati, diciamo così. Poi ho preso queste Pastel Bordeaux, che non c'erano le minus, e le minus le ho prese, ecco qua, Light Gold Matte, e qui non c'erano le Arcos, proprio, vabbè, non fa niente, mi arrangio io. Ok, con le perline abbiamo finito. Velocemente vi faccio vedere dei cabochon che ho preso queste qua verde, molto bello, queste da 10. Poi ho preso queste due gocce sono quelle piccole, però sono belle. Ok, poi veloce ho preso questo bianco che è più o meno la stessa finitura, però questo è bianco, vedete, sempre da 10. E poi me ne manca uno, sì, ma vabbè, che video incasinato, però vabbè, faccio vedere queste. Ho preso l'Ultra Suede, ok, l'ho prese di 3 colori, così diciamo basic, così e così. Il foglio è, penso sia 21 per 15, qualcosa del genere. Il retro è così, e questo. Niente, direi che abbiamo finito. Ecco, facciamo Dani. Mi manca un cabochon che volevo farvi vedere, che non trovo perché c'è troppo casino. Vediamo, lo cerco un attimo, eccolo qui, eccoci qua, trovato. Questo triangolo è bellissimo, non so come mettere, ecco, vediamo, così è troppo bello in vetro perché è pesante, bellissimo. Ok, con questo ho finito. Ho fatto anche degli acquisti Tinting, un bel acquisto, però faccio un altro video perché comunque siamo già tipo mezz'ora di video, direi che basta. Niente ragazzi, vi saluto, grazie mille per la visione e i nuovi iscritti, mettete un mi piace se vi fa piacere ovviamente, e gli omaggi direi che per l'ordine che ho fatto sono un po' pochini, però vabbè, va bene stesso. Questo, queste qui, queste qui che ho ordinato lo stesso colore, per cui vabbè, e queste Super 1 non l'avevo neanche viste,
formaggi un po' poverini, però va bene, vabbè, non fa niente. Adesso vi saluto, davvero, grazie, ciao ciao ciao.